Allora, eccoci tornati in diretta, ultima parte della nostra trasmissione, 23:45 quasi. Allora, partiamo dalle forze di polizia, parliamo di forze di polizia e della tutela. Di chi ci tutela? Certo, abbiamo 4 ospiti che ci spiegheranno un attimo quello che è la situazione delle forze di polizia e soprattutto la necessità di prendere in considerazione delle alternative che siano di aiuto a quello che è l'attività delle forze di polizia sul territorio. E quindi se vuoi presentarli, certo, poi presentiamo subito nell'argomento. Allora, buonasera Lorenzo Tamaro, buonasera. Buonasera Tamaro, segretario provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia di Trieste, corretto? Sì. Grazie a lei di essere qua. Buonasera a Fabio Maggio. Buonasera esponente di Forza Italia, grazie anche a lei per essere qua. Buonasera a Fabio Ballestriero. Buonasera, Fabio Ballestriero è segretario regionale del SAP del Veneto. E buonasera a Rossano Moracci, esponente di Fratelli d'Italia, buonasera a tutti. Delegato per la sicurezza e le forze dell'ordine, se non sbaglio, proprio per la provincia. Bene, allora, alle mie spalle stiamo vedendo i volti di Pierluigi Rotta e Matteo Domenico, l'ultimo video che hanno girato assieme prima di essere uccisi a Trieste. I funerali si sono tenuti l'altro ieri, i funerali di Stato, una folla. Ecco, io inizierei da qua, Tamaro, perché insomma, voi avete vissuto questo momento, un momento particolarmente intenso. Diciamo che sicuramente la risposta di Trieste, della città, perché si è trattata proprio della risposta di un'intera città a questa immensa tragedia, è stata una cosa veramente fantastica. Questo dobbiamo sottolinearlo perché c'è stata una grossa commozione e partecipazione, soprattutto non solo nella giornata dei funerali, ma anche in quella fiaccolata spontanea, quindi non era una fiaccolata indetta da qualcuno, da qualche bandiera, da qualche colore, ma proprio la gente, avevamo proprio la città intera proprio che si è stretta intorno alla Polizia di Stato e alle forze dell'ordine, e credo che questo sia stato il segnale più bello di questi tragici giorni, proprio vedere la vicinanza della brava gente, quella gente che ogni giorno chiede a noi appunto di essere protetti e di avere appunto quella tranquillità della vita quotidiana che appunto è giusto che abbiano e che noi cerchiamo di dare. Dico cerchiamo perché evidentemente abbiamo più di qualche lamentela da portare avanti, e quello che sta facendo appunto il nostro sindacato. Quindi... Certo, adesso ne parleremo, però io vorrei rendere omaggio a questi due agenti, Pierluigi Rotta e Matteo Domenico, proprio proponendovi anche con l'audio il video che hanno girato di notte insieme, intanto che erano al lavoro, diciamo, tra virgolette. Ascoltiamoli. Buonasera. Buonasera. Dopo tanto tempo i figli delle stelle ritornano, sono tornati, siamo qui e quindi voi dormite tranquilli, c'è la volante 2 questa notte è tutto a posto, come sempre si inizia figli delle stelle, e quindi speriamo bene e niente. Buonanotte. Ciao. Buonasera. Dopo tanto tempo i figli delle stelle ritornano, sono tornati, siamo qui e quindi voi dormite tranquilli, c'è la volante 2 questa notte è tutto a posto, come sempre si inizia figli delle stelle, e quindi speriamo bene e niente. Buonanotte. Ecco, prima di sentire anche Ballestriero volevo fare intervenire Moracci. Allora, due giovani, due agenti... Che poi, tra l'altro, uno dei due proveniva dall'esercito, stava al reggimento Savoia Cavalleria, perciò vuol dire
parliamo di persone comunque esperte, poi i colleghi ce lo diranno, al contrario di quello lì che hanno tentato di far passare qualcuno, credo che siano delle persone che il mestiere lo conoscono a 360 gradi. Quello che è successo poi lo spiegheranno i colleghi della polizia, però sicuramente il personale va difeso, le divise di qualsiasi colore siano non vanno toccate, perché toccare la divisa oggi significa toccare lo Stato, e questo probabilmente alcuni settori tipo i magistrati non riescono ancora a capire che ci devono difendere chi difende oggi la popolazione italiana. Il poliziotto non può vivere una notte intera pensando che forse domani mattina non va a casa, no? Essere deriso dal negro, picchiato dal negro, non è più possibile per nessun tipo di uniforme. Certo, ecco, Ballestero, 4.000 i casi dall'inizio dell'anno di aggressione alle forze dell'ordine, 4.000, e questo del 4 ottobre sicuramente, come dire, il culmine. Cosa sta succedendo? Perché c'è stato un incremento, no? Beh, innanzitutto voglio dedicare un pensiero, associarmi insomma all'omaggio e al pensiero che va ai due colleghi che sono morti il 4 di ottobre e soprattutto ai familiari. Anch'io l'altro ieri ero a Trieste insieme con il collega, insieme con tantissimi altri colleghi della mia regione a rappresentare la mia organizzazione, ma soprattutto a testimoniare la nostra solidarietà alle famiglie, una solidarietà che chiaramente, come dire, è piena anche di rabbia, questo va detto. È piena di rabbia perché, come si stava dicendo adesso, dall'inizio di giugno noi finora abbiamo contato 210 aggressioni alle forze dell'ordine. Siamo all'incirca 209-210 in questi giorni e siamo all'incirca intorno ai 300 feriti. Ora, io credo che qualsiasi professione o qualsiasi lavoro stessimo parlando, oggi, senza nulla togliere a qualsiasi altra professione, oggi tutti staremo qui ad interrogarci sul che cosa appunto sta succedendo. Io credo che ci siano due chiavi di lettura. La prima, evidentemente, vi è stato un inasprimento del rapporto anche con le forze dell'ordine, con chi esercita l'autorità, diciamo così, no? Chi è delegato ad esercitare l'autorità dello Stato sul territorio. Evidentemente il rapporto è cambiato negli ultimi 10-20 anni. Il rapporto è diventato più violento, evidentemente. Quali sono le ragioni? Le ragioni sono evidentemente legate alla percezione di impunità che spesso e volentieri la gente ha nel rapporto con chi rappresenta lo Stato. E quindi questo è il primo problema. So che posso sputare addosso a chi rappresenta lo Stato con la divisa, al pubblico ufficiale, e so che questo non comporta per me, lo abbiamo visto recentemente, insomma, no? Assolto per tenuità dei fatti. E quindi è chiaro che l'escalation di violenza o di resistenza nei confronti di chi esercita l'autorità esiste, ed è un tema che esiste. Come esiste evidentemente un tema di adeguate attrezzature, equipaggiamenti utili a contenere, diciamo così, chi non è condiscendente. Spesso e volentieri ci troviamo a operare in contesti nei quali le persone sono alterate psichicamente da sostanze stupefacenti piuttosto che da alcol. Questo è un fenomeno che tempo fa esisteva in modo diverso e non abbiamo strumenti coercitivi adeguati o proporzionali. Passiamo dallo sfollagente alla pistola. Una pistola con un armamento, con un munizionamento da guerra, che mal si addice chiaramente ad una reattività che spesso e volentieri causa più problemi che altro. E da ultimo non abbiamo uno scudo giuridico
che ci consenta di poter essere tutelati qualora succedano episodi di questo tipo, e cioè qualora i due colleghi per fare un esempio di Trieste avessero utilizzato strumenti di contenimento non previsti, si sarebbero esposti a tutte quelle problematiche che sfociano in un'agonia mediatica e un'agonia giudiziaria che è inenarrabile e di cui abbiamo già parlato anche in altre occasioni. Insomma. Quindi il tema delle garanzie funzionali, delle garanzie giuridiche e di un adeguato protocollo, perché qui a Trieste, così come in tante altre circostanze, si è evidenziato chiaramente la mancanza di un protocollo preciso disposto che stabilisca qual è la modalità con cui ci si deve approcciare a situazioni di questo tipo, manca in polizia. Perché? Perché significa assumersi la responsabilità di dire che questo si fa e questo non si fa. E adesso ci arriviamo, ma volevo coinvolgere anche Fabio Maggio su questo, cioè nel senso ci sono più tutele, tra virgolette, per il, chiamiamolo delinquente o microcriminale, che non per le forze dell'ordine. Ma allora, io credo che quello a cui assistiamo oggi non sia purtroppo diverso da quello a cui stiamo assistendo negli ultimi 15-20 anni. Io ricordo distintamente l'agonia mediatica a cui sono state sottoposte le forze dell'ordine dopo il G8 di Genova, e credo che qui ce lo ricordiamo tutti. Da lì ad oggi cos'è cambiato? Sostanzialmente nulla. E distinguerei il problema, c'è un problema di percezione culturale, per cui oggi più di ieri sempre di più le forze dell'ordine sono esposte ad attacchi mediatici e a una percezione sbagliata, pur avendo noi professionisti delle forze dell'ordine e della sicurezza, penso a livello europeo tra i migliori, che riescono anche a svolgere una funzione sociale. Basti a chiunque pensare quello che fanno carabinieri e polizia nelle piccole realtà dei nostri comuni, nei quali sono inseriti nel tessuto sociale e svolgono appunto anche una funzione straordinariamente importante. Dall'altro ci sono i problemi tecnici che rilevavano i rappresentanti della polizia qui stasera, che sono problemi a cui la politica deve dare una risposta e avrebbe dovuto dare una risposta in passato. E invece oggi non è mai avvenuto, che non è mai arrivata, perché oggi la sicurezza è diventato un tema di scontro tra le forze politiche, quando dovrebbe essere una delle priorità, insieme all'istruzione, che dovrebbe accomunare le forze politiche. Sono anni che parliamo di tagli alla sicurezza e oggi qualunque operatore della sicurezza, in qualunque caserma voi andiate, a me capita ogni tanto di andarci per questioni istituzionali, vi farà un racconto terrificante di qual è oggi lo stato della dotazione di chi oggi rischia la vita ogni giorno sulle strade. Il vero problema è questo, ed è un problema che si risolve mettendo più risorse, ma si risolve anche con misure a costo zero. Si diceva prima i protocolli. Ecco, io trovo allucinante che chi oggi opera all'interno del Ministero dell'Interno con responsabilità organizzative non abbia ancora predisposto dei protocolli a garanzia di chi lavora sulla strada. Qualsiasi Ministro dell'Interno ne abbiamo avuti di più timidi e magari di qualcuno con un po' più di voglia di apparire non abbia risolto questo problema, credo sia una vergogna. Ecco, Lorenzo Tamaro, e magari la regia può proporre intanto anche le immagini della sparatoria. Allora, ricordiamo anche ai telespettatori che cosa è successo il 4 di ottobre a Trieste. Il 4 di ottobre è successo la mattina una chiamiamola rapina, perché in realtà è stato un furto di uno scooter, però con violenza, e quindi di fatto è una rapina. È stato individuato appunto come autore di questa rapina questo sudamericano, e appunto i due equipaggi delle volante più la squadra mobile sono appunto andati a casa per appunto portarlo poi in questura. Fra l'altro è anche siccome il fratello che aveva segnalato questa cosa appunto alle forze dell'ordine aveva anche detto che aveva qualche problema anche diciamo di carattere psicologico, e allora a quel punto lì giustamente è stato optato anche l'intervento dell'ambulanza, quindi del personale sanitario, no?
le cose sembravano evidentemente tranquille, è stato portato in questura e dopo purtroppo è successo quello che è successo. Cioè la prima parte... Questo 29enne è riuscito a... Sì, purtroppo non abbiamo l'ausilio, come avete visto, abbiamo alcune immagini che sono una parte parziale di quello che è accaduto, perché fra le varie carenze che abbiamo, dobbiamo dirlo, non abbiamo, per esempio la prima parte del filmato, perché noi lo vediamo qua nel bagno. Sì, questo non è il bagno, ma ha già la pistola in mano. Quella è una camera, diciamo, dove si tengono le persone appunto fermate, diciamo, una stanza dei fermati. Però nel corridoio non ci sono delle camere perché non abbiamo la disponibilità di avere le telecamere dappertutto, perché non ci sono i fondi neanche per comprare le telecamere. Ecco, questo, fra l'altro io credo che noi come organizzazione sindacale è da anni che parliamo di avere, oltre che le telecamere sul corpo, addosso, sulle macchine, ma anche proprio negli uffici, qui non sapremo probabilmente mai esattamente cosa è accaduto in quel frangente, proprio perché non abbiamo le telecamere, perché non abbiamo i soldi per comprarle. Cioè, ecco. Certo. Ma un aspetto interessante, ad esempio, sul quale si è dibattuto anche il fatto, ad esempio, questo è stato fermato, non poteva essere ammanettato, ad esempio. Ecco, ma parliamo di questo, no? Allora, mi pare che su questo punto qui come al solito bisogna mettersi d'accordo su come ci si vuole approcciare. E parliamo delle regole di ingaggio, no? Sì, le famose regole di ingaggio, che chiaramente non le devo stabilire io, ma le deve stabilire chi vuole un certo approccio, diciamo così, con la sicurezza. Allora, per esempio, nel mondo anglosassone l'approccio è: quando ti fermo partiamo dal presupposto che prima mi devo mettere in sicurezza io, poi dopo, quindi mani in alto e tutto quello che c'è, è quello che ci va dietro. Può essere condiviso meno, può essere condiviso di più. Non sta a me, come dire qual è meglio o qual è peggio. Credo che l'obiettivo però sia solo ed esclusivamente uno: noi dobbiamo garantire la sicurezza degli operatori. Ora, qualsiasi datore di lavoro ha il compito di abbattere il rischio per il proprio operaio, per il proprio dipendente, giusto? Questo fa parte di un concetto che ormai credo sia diffuso, diciamo così, tra la politica, l'opinione pubblica, chi fa attività imprenditoriale, no? La famosa 8108 o vecchia 626. Nell'ambito delle forze dell'ordine, nell'ambito della Polizia di Stato, tutto ciò rimane comodamente al di fuori. E noi assistiamo ad una situazione paradossale. Noi abbiamo tutta Italia in questo momento, tutte le forze dell'ordine che sono tenute, obbligate ad intervenire, perché chiaramente vi è un obbligo cogente da parte del pubblico ufficiale di intervenire per non portare ad ulteriori conseguenze lo svolgersi di un reato. E come lo facciamo intervenire? A mani nude. E cioè gli diamo i guantini, quelli neri, da rappresentanza, quella che stiamo vedendo adesso in questo momento. Non gli diamo i guanti antitaglio, ancorché non sono dotati di guanti antitaglio, ancorché tutti gli ultimi episodi di cui stavamo parlando prima spesso siano protagonisti persone che sono armate o di coltello o di bottiglie rotte o di qualsiasi tipo di arma, diciamo così, che possa essere da taglio o altro, e che quindi abbia come presupposto principale quello di poter avere una difesa passiva che comunemente qualsiasi lavoratore ha, perché gli vengono forniti i cosiddetti dispositivi di protezione individuale. Ora noi abbiamo un protocollo emesso, ovvero un capitolato emesso dal Dipartimento di 7-8 pagine che individua persino i calzini di che colore debbono essere. Abbiamo per gli operatori del controllo del territorio previsto i guanti antitaglio, ma se mi fate la domanda se siano stati forniti, no. Se li abbia forniti il SAP, sì, ovvero noi provocatoriamente, come spesso abbiamo fatto, li abbiamo acquistati, ovvero li abbiamo convenzionato perché i colleghi li acquistino da soggetti terzi. Tuttavia abbiamo anche dovuto assistere che qualche questore ci ha detto non si possono utilizzare perché quelli non sono quelli previsti. Sono quelli previsti. E questi sono i paradossi della nostra amministrazione, cioè stiamo parlando di 30-40 euro per un guanto antitaglio. Attenzione, quando pensiamo al taglio noi pensiamo alla lama, ma il morso è un altro degli elementi in un corpo a corpo che può capitare. Io ho avuto dei colleghi che non più tardi di 6 mesi fa
in un normale intervento per persona ubriaca, non dico di che nazionalità perché altrimenti chiaramente si sembra che si voglia, no? Ecco, ma è stato morso ad un dito, risultato profilassi, perché non è obbligatorio sottoporli a verifica se ha malattie trasmissibili, conseguentemente profilassi preventiva a carico del collega che, poiché non era munito di guanti antitaglio, ha riportato il morso del dito, della falange del dito indice. Ora, questa è la realtà operativa, sulla quale purtroppo la nostra rabbia nasce perché? Perché all'indomani dei funerali di un episodio in tempo di pace gravissimo, gravissimo, perché 2 persone all'interno di una struttura che deve essere per antonomasia sicura muoiono in queste condizioni, e siamo stati fortunati, lo dicevamo prima, perché quel posto lì spesso e volentieri a Trieste è frequentato da civili, cioè da gente che affluisce di persone, da centinaia di persone per normali pratiche, cioè passaporti, qualsiasi altra pratica amministrativa, perché forse qualcuno se lo dimentica, ma i nostri uffici sono frequentati da un'utenza abbondantemente civile, cioè di gente, di cittadini. Ora, probabilmente oggi non avremmo fatto il funerale di 2 operatori di polizia e basta, ma avremmo fatto loro più persone, cittadini qualsiasi. Ora, se non ci rendiamo conto che abbiamo raggiunto un livello ormai oltre il quale non possiamo più andare, bisogna che torniamo indietro, bisogna che facciamo un reset, cioè quello che ci stiamo dicendo in questi giorni, cioè qui è ora che passiamo dalle commiserazione, dalla commemorazione, doverosa peraltro, sia chiaro, ma dobbiamo passare dalle parole ai fatti, fatti che non possono essere come dire, chiusi con le dichiarazioni che ho sentito fare non più tardi di qualche giorno fa dal nostro capo della polizia, e cioè a causa dei stanziamenti schizofrenici non riusciamo a fare una programmazione dell'acquisto, come a dire, in maniera non troppo velata, se i soldi non ce li danno la politica, tra virgolette, noi non siamo in grado di fare programmazione. Allora, io non so, ovvero può essere sia anche così, ma resta il fatto che i colleghi hanno detto ai cittadini in quel video iniziale: dormite sonni tranquilli. Io non dormirei sonni tranquilli, e non li dormo io come responsabile di una struttura che rappresenta moltissimi colleghi, 20.000 nell'ambito di 100.000 che sono gli appartenenti del poliziato, non lo dormo io perché la mia coscienza mi dice: ho fatto tutto quello che era necessario per attivare l'attenzione dell'opinione pubblica, della politica, del mio apparato affinché questo non succeda. Ecco, io non dormirei molti sonni tranquilli se fossi responsabile veramente di tutta la struttura, perché credo che i fatti abbiano segnato un punto di non ritorno. Questo è un punto di non ritorno. Quali altre carenze ci sono? Quali necessità? Oltre ai famosi guanti piuttosto che... Guardi, ci sono dei protocolli moderni che adeguano l'attività noi siamo fermi a regole di ingaggio, una bozza di regole di ingaggio che prevedeva che l'uso dello sfollagente doveva non colpire zone non vitali. Ora, premesso che siamo d'accordo che lo sfollagente, è chiaro che a un dato momento non deve colpire zone vitali, ma siamo d'accordo, ma il punto della faccenda è che in una colluttazione durante l'ordine pubblico, ora mi si spieghi, la difficoltà è chiara a cosa significa una colluttazione durante l'ordine pubblico. Ora, questi sono i tentativi di stabilire delle regole di ingaggio che tendono a deresponsabilizzare chi le emette e a scaricare la responsabilità su chi agisce. Esegue. Perché nel momento stesso in cui io per agire e per esercitare, per adempiere il mio dovere, esercito la forza, così come mi è stato ordinato, e fatalità, perché uno si schiva, perché questo è il punto della faccenda, lo colpisco in una parte, che ne so, al capo, al collo, eccetera, io sono immediatamente, tant'è che noi abbiamo fortemente protestato a fronte di questa cosa. Non è un caso se noi abbiamo chiesto strumenti diversi dallo strumento di contatto fisico. Il taser, esiste il taser, oggi la tecnologia ci viene in soccorso, ma siamo ancora qui che l'aspettiamo il taser, Esistono per i telespettatori il taser?
Il taser praticamente è una pistola che emette una scarica elettrica, sì. E tra l'altro nella sperimentazione che abbiamo fatto abbiamo constatato, cosa che insomma è abbastanza comprensibile ed intuibile, che la semplice estrazione e l'attivazione fa una scarica elettrica, chiaramente dissuade il malintenzionato. Quindi, come dire, l'azione dissuasiva, le telecamere hanno lo stesso effetto, per esempio, abbassano il livello di violenza immediatamente. Ora, fosse per me, le telecamere le vorrei di colore giallo fosforescente, in maniera che tutti sappiano che ce le ho e che sono attivate con un punto rosso, con un semaforo così grosso, così, che a un dato momento ogni volta si sappia che è attiva. Ora, perché dobbiamo star qui ancora ad aspettare la sperimentazione e tutte queste cose, quando nella realtà operativa noi abbiamo della gente che rischia la vita in queste condizioni? Ora, le fondine, che sono un tema dell'episodio di Trieste, le fondine, si deve sapere che su 100.000 più o meno operatori di polizia ce l'hanno 20.000 persone. La fondina operativa, quella in polimero, che ha comunque un problema perché si spacca quando è attaccata, perché è debole sulla parte che riguarda il cinturone, insomma, che si attacca al cinturone. Ora, la stragrande maggioranza, chi vi parla, che svolge attività operativa, ha la fondina in cartone pressato con l'automatico. Quindi, quando io sono in un servizio di ordine pubblico, che notoriamente il servizio di ordine pubblico è, come si dice, un vecchio slogan della nostra polizia, no? Vicini alla gente, sono molto vicino alla gente, tanto per cui chiunque mi può estrarre la pistola, me la punta allo stomaco e può sparare. E sono a posto. Ok? Quindi questa è la realtà operativa odierna. Sfido chiunque a dire il contrario. Allora, dobbiamo fare un break pubblicitario, ma torniamo subito e vorrei dopo anche affrontare la questione della tutela giuridica per le forze dell'ordine, certo, perché quello è un altro tema particolarmente caldo. Allora, un break pubblicitario e arriviamo subito. Allora, eccoci tornati qua. Allora, senta, Moracci, allora abbiamo sentito, insomma, la voce delle forze dell'ordine, questa situazione che è veramente difficile lavorare in questa situazione, però la politica in tutti questi anni non ha saputo, non ha saputo o non ha voluto? La politica non ha voluto, devo dare ragione al collega. Se pensiamo che un mese fa l'Italia si è scandalizzata, no? Perché uno straniero ha ucciso un carabiniere, no? Ci siamo scandalizzati per una benda e un paio di manette. Il mese dopo siamo stati smentiti con la morte di 2 poliziotti al contrario. Probabilmente se quei poliziotti avessero usato lo stesso sistema, no? Rischiando di non andare in galera, attenzione, che no, voglio dire, i carabinieri hanno un fascicolo aperto. Esatto, un fascicolo aperto, no? Allora io mi immagino un operatore di polizia, un qualsiasi operatore, no? Che si trova sulla gogna, come è successo per un paio di manette e una benda, mettere le manette a uno che dicono che non stava bene con la testa, che era malato, poi dopo si torna indietro, la sanità cosa faceva, perché questo girava così, non lo visitavano. Per passare lo dico adesso nella mia forza armata, cioè siamo riusciti a condannare il generale Stano, credo che ormai sia sulla bocca di tutti, dove è stato assolto a livello penale, a livello civile è stato condannato a risarcire tanto di rispetto per le vittime che vanno risarcite, che erano colleghi, e tanto di rispetto che sono morte, ma che lo Stato attribuisca il pagamento delle spese a quello che comandava su un attentato e in zona di guerra, no? Allora noi cos'è che nascondiamo? Loro devono nascondere l'equipaggiamento, noi dobbiamo nascondere l'equipaggiamento, che non è che noi siamo messi meglio come equipaggiamento, cioè voglio dire, non è che noi facevamo girare strade sicure appresso alla polizia con il giubbotto proiettili di 20 kg, insomma, voglio dire, sfido chiunque a stare alla stazione Termini d'estate a 38 gradi con 20 kg, e anche là siamo passati anni per far togliere adesso come si chiama. Siamo arrivati a tutti i paradossi possibili e immaginabili, no? Non capendo che, dico io ho sempre detto questo in servizio, grazie a Dio esiste gente che veste la divisa che ha una coscienza.
perché solo dalla coscienza, ma il giorno che poi tutti questi operatori questa coscienza la perdono perché non sono tutelati su niente, è un problema per il cittadino questo qua, ma è un grosso problema per il cittadino, che il collega dice non dormo sicuro, no? È detto da un operatore di polizia, è grave, non grave in quello che ha detto, perché quello che ha detto è giusto, cioè dico è grave per il cittadino, perché la sicurezza non è che ha un colore politico, la sicurezza credo che è di tutti, deve essere di tutti, ma la politica probabilmente non l'ha capito, perché i tagli dove vanno a finire? Sulle forze armate e forze di polizia. Ormai siamo diventati, mi dispiace dirlo, il bancomat di qualsiasi tipo di governo. C'è anche la tendenza a sostituire, tra virgolette, la presenza delle forze dell'ordine con le telecamere, no? Nei vari comuni si lavora anche su questo, no? Fabio Maggi. Sì, è una misura che per esempio nel comune in cui sono amministratore abbiamo preso con grande decisione, acquistando diverse decine di telecamere, ma non credo sia una misura sostitutiva, anzi l'abbiamo fatto in coordinamento con le stesse forze dell'ordine. Purtroppo però mi duole dire che non dovrebbero essere i comuni a pensare a questo tipo di misure, invece siamo arrivati al paradosso che comuni di piccole dimensioni devono spendere decine di migliaia di euro perché sono interventi particolarmente costosi proprio per cercare di garantire un minimo di sicurezza ai cittadini, quando il compito dovrebbe essere proprio dello Stato centrale, che ha dimenticato, oltre alle forze di polizia, anche i cittadini. Questa è la realtà della questione. Demandare ad altri le responsabilità che qualcuno, come si diceva prima, non ha la volontà di prendersi. Perché? Perché affermare con forza i protocolli di intervento, difendere la polizia, parlare di sicurezza in questo paese sembra essere diventato una specie di qualcosa per cui vergognarsi, o comunque qualcosa di cui da trattare con assoluta come dire, velleità. Quindi io credo che oggi bisogna ripensare l'approccio alla sicurezza da parte della politica, e bisogna ripensarlo proprio, come si diceva prima, come tema senza vocazione partitica, ma come un'emergenza nazionale. Ecco, un'altra delle questioni calde, diciamo, per quanto riguarda il vostro lavoro è quella della tutela, la tutela giuridica, diciamo, tra virgolette, no? Prima Moraci parlava, ma se io ammanesto uno, lo bendo dopo, oppure sono sempre a rischio di poter essere, come dire, coinvolto in una vicenda giudiziaria, poi il poliziotto si ritrova a doversi pagare le spese. Sì, su questo devo dire che abbiamo registrato un avanzamento di 1 millimetro. La strada è lunghissima da fare, ma in quest'ultimo periodo, per fortuna, noi abbiamo avuto la fortuna, mi ripeto, di avere un nostro rappresentante sindacale, che è Gianni Tonelli, in Parlamento. E nel decreto sicurezza bis sono state apportate alcune modifiche che hanno consentito, per esempio, di superare il problema della tenuità dei fatti e della soluzione, diciamo così, che prima avveniva. Ora questo non potrà più avvenire perché è stato impedito dal decreto, ma soprattutto, non mi voglio addentrare nei tecnicismi, ma è stata aumentata la pena edittale praticamente, quindi è stata portata a 6 mesi, e questo praticamente consente di evitare che il magistrato potesse interpretare la norma in maniera tale da poter, per tenuità dei fatti, assolvere anche chi, per esempio, aveva sputato addosso al collega, cosa che è successa. Quindi su questo fronte noi, come dire, ci siamo attrezzati con una piattaforma rivendicativa che riguarda le garanzie funzionali, che da anni sosteniamo. In buona sostanza che cos'è che chiediamo? Chiediamo chiaramente che ci sia un inasprimento innanzitutto delle pene per quanto riguarda chi commette determinati reati in determinati contesti, vedi l'ordine pubblico, vedi durante le manifestazioni, e nel decreto sicurezza bis qualcosa c'è, ma si può fare molto di più, soprattutto per quanto riguarda la tutela dei colleghi, in ordine al fatto, per esempio, che ci sia questa è una nostra proposta, ci sia una valutazione preventiva da parte del procuratore generale della Repubblica, che è notoriamente un magistrato di
provatissima esperienza, perché chiaramente risiede nella Procura Generale ed è il capo della Procura Generale che faccia una valutazione preventiva dei fatti accaduti per l'adempimento del dovere, quindi per fattispecie precise, quindi nell'uso delle armi, eccetera, 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 come dire, tipologie tipiche del nostro tipo di attività, e fatta questa valutazione preventiva ed accertata che non vi sia responsabilità da parte dell'operatore, possa con un decreto motivato chiaramente archiviare la posizione. Questo eviterebbe tutta una serie di problematiche, di gogne giudiziarie e mediatiche che chiaramente avvelenano la vita del collega, ma soprattutto impediscono anche di poter utilizzare l'operatore di polizia, perché è chiaro che questo va demansionato, va messo in altri settori, chiaramente per anni, e quindi vi è una problematica concreta anche dal punto di vista del mancato utilizzo di risorse delle quali poi peraltro abbiamo bisogno come il pane. Infatti che chiaramente hanno la possibilità di essere valutati, secondo noi, da un giudizio preventivo da parte di un magistrato, di un togato, che sia chiaramente un procuratore generale e che abbia quindi una particolare esperienza motivandolo chiaramente. Ecco, quindi oltre a questo abbiamo nella nostra piattaforma rivendicativa chiesto che vi sia il patrocinio da parte dell'Avvocatura dello Stato, perché noi siamo dipendenti dello Stato, e quindi che ci venga data la possibilità che la parcella venga pagata direttamente dall'Avvocatura dello Stato, e non come attualmente accade con un meccanismo perverso che spesso e volentieri vede soccombere il collega, perché a causa dei giudizi di congruità che emette l'Avvocatura dello Stato sulle parcelle emesse dai legali che assistono i colleghi, spesso e volentieri il collega si trova a dover pagare la parte che non viene indennizzata, perché l'Avvocatura taglia la fattura, diciamo così, perché la ritiene non congrua, certo. E quindi il collega è costretto ad integrare perché riceve la metà o un quarto di quello che eventualmente ha speso. Questo è quello che succede oggi, certo, ecco, e che chiediamo di cambiare. Cioè, questo modo di lavorare, tra virgolette, vi limita anche, no? Nell'approccio nei confronti, così come è avvenuto probabilmente anche assolutamente sì, nel caso del 4 ottobre. Assolutamente sì. Oggi io spesso mi sento chiedere anche dal cittadino, no? Ma voi avete paura che vi succeda qualcosa in servizio, che vi fate male, che appunto che succeda anche qualcosa di tragico come è successo? La risposta invece non è quella della nostra paura, perché bene o male quando abbiamo intrapreso questo mestiere, questa professione, sapevamo benissimo quali sono i rischi, e purtroppo ci possono essere, perché è chiaro che questi rischi ci sono. Oggi la paura invece è proprio di quello di cui abbiamo parlato prima, la paura è di essere indagati, di commettere qualcosa per cui dobbiamo rispondere, ingiustamente rispondere, no? Proprio per portare avanti quello che è il nostro mestiere. Questa è la paura oggi, e questo chiaramente ci limita fortemente anche nell'operatività, questo è chiaro. Credo che abbiamo tutti in mente quelle immagini di quei colleghi che per fermare una persona erano in 7 e dopo gli è scappata la persona, proprio perché oggi c'è la paura di intervenire, di trovarsi dall'altra parte. Fino a qualche anno fa, fino al 2005, i nostri equipaggi erano composti di 3 unità, un autista, un capo pattuglia e un gregario. Poi nel 2005 si è detto no, insomma, voglio vedere che non si può fare in 2, no? Con le macchine, con il vetro dietro, no? Che isolava quindi il fermato, e siamo in 2. La verità è che oggi, nel 2019 piuttosto che nel 2018 o 2017, insomma da qualche anno a questa parte, noi gli interventi li facciamo in 1. Lo sapete perché? Perché quando smontiamo, io e lui, io faccio l'autista, lui il capo pattuglia, lui fa l'intervento con te e io scendo e tiro fuori il telefonino e riprendo. Perché è l'unico modo a tutela dell'operatore, proprio perché non ci sono alternative, perché quando l'intervento esorbita un attimo dalla normalità, è chiaro che la prima cosa che si fa non è tirare fuori la pistola o tirare fuori le manette o tirare fuori, ma tirare fuori il telefonino. Ormai e le famose telecamere che prima avevo citato anche per averle negli uffici è proprio per questo, perché anche casi di autolesionismo diventano, se non vengono ripresi e documentati, diventano invece una violenza da parte della polizia. La cosa che lascia particolarmente stupiti, basiti, è questa, cioè quello che stiamo discutendo, atteso che non stiamo raccontando delle favole, non stiamo raccontando delle bugie, siamo persone per bene.
no? Stiamo parlando di famiglia, quindi raccontiamo le cose che sappiamo che esistono e sono fatti reali. L'aspetto che non si riesce a capire è che, poiché non è una cosa che sappiamo solo noi, ma la sanno in molti, e soprattutto la sa chi, la politica, la sa chi può decidere, la cosa assurda è che non si riesce a comprendere per quale ragione non si possa risolvere un problema che non è così difficile da risolvere. Non è nemmeno neanche così costoso da risolvere, cioè non è che stiamo parlando di centinaia di miliardi. Ora, la mancata programmazione anche dal punto di vista degli organici in polizia o nelle forze dell'ordine, che risente non di ieri ma di 10 anni di errori, è figlia di tutte le forze politiche, di tutti i colori. Ora, il tema a questo punto, la domanda che mi pongo come cittadino è: ma li vogliamo gli operatori di polizia oppure non la vogliamo la polizia ovviamente carabinieri, eccetera. La parola della sicurezza, insomma, lo vogliamo oppure forse tutto sommato non lo vogliamo? Fabio Maggio, cosa dice? Questa è particolarmente preoccupante sentire un rappresentante delle forze di sicurezza che descrive una situazione di questo tipo, ma ripeto, è una situazione... Che sia anche una valutazione abbastanza obiettiva, perché effettivamente è il risultato e l'esito di tanti anni di promesse mancate, probabilmente. L'esito di tanti anni di promesse mancate è l'esito anche dell'assenza di una politica della sicurezza con la P maiuscola nel nostro paese. È del tutto evidente che questa situazione deriva, come dicevo prima, da una mistificazione della realtà, cioè c'è stata la tendenza a equiparare le vicende che accompagnavano le forze di polizia nostrane a quelle che ogni tanto agli echi che ci arrivano da Oltremanica o dagli Stati Uniti, in cui le situazioni sono totalmente diverse, no? E quindi questa percezione che si è andata a sviluppare negli anni ha anche impattato chiaramente sulla politica nostrana, che quando parla di sicurezza e quando parla di polizia ha sempre questa reticenza quasi a aver paura di polemiche o via dicendo, e questo ha prodotto il risultato a cui assistiamo oggi. Senza contare che evidentemente, poi si faceva riferimento a prima, la difesa e la sicurezza sono gli ambiti nei quali si fa cassa, no? Si tagliano gli appalti, si rimanda, non c'è la programmazione delle assunzioni, ci sono dati, ne parlavamo prima di entrare qui, ci sono dati agghiaccianti se si pensa a quello che succederà fra qualche anno sul territorio in modo particolare. E non dimentichiamo che la violenza continua ad aumentare, cioè le problematiche relative alle fattispecie che gli operatori di sicurezza vanno a gestire diventano sempre più gravi. La diffusione delle armi nel nostro paese comincia a diventare un problema serio, le organizzazioni criminali diventano sempre più aggressive e lo Stato retrocede. Direi che ce n'è di lavoro da fare anche in fretta. Oracci. La domanda giusta è quello che ha detto il collega. La politica, di quale colore sia, si deve fare questa domanda, se la deve porre prima o poi, no? Che forze armate voglio, che forze di polizia voglio? Si deve fare questa domanda, da lì deve fare una scelta, no? Questa domanda non se la fa nessuno, non se la fanno questa domanda, perché la prima domanda che verrebbe a una persona di buonsenso, no? Io cosa voglio da questa gente? Questa domanda nessuno se la fa e di conseguenza loro sono convinti tanto gli compete, e questo è quello che sentiamo tutti, no? Più o meno, tanto gli compete. Tanto il fatto che lui non ha il guanto, questo implica anche che tipo di sicurezza vogliamo oggi. Tanto gli compete, perché è sono chiaro pagati per farlo. Siamo pagati, infatti grazie all'ultimo governo probabilmente arriveremo a 80 euro lordi forse, perciò voglio dire, ma non è una questione economica, no? Ma se tu oggi stabilisci che un operatore della sicurezza, no, può valere 80 euro dopo 10 anni di un contratto fermo, voglio dire, ripeto, grazie a Dio che chi veste l'uniforme ha una coscienza. Certo, abbiamo sentito prima Ballesteros che diceva
voi avete fatto anche uno sciopero della fame, no? Però Tamaro, voi non potete scioperare. No, noi non possiamo scioperare. Fra l'altro una cosa singolare che è accaduta, neanche tanto singolare purtroppo, che è accaduta di recente, è che proprio perché non possiamo scioperare, prima che venga presentata il documento programmatico finanziario c'è l'obbligo per legge di convocare le organizzazioni sindacali. Questo non era avvenuto, noi abbiamo fortemente protestato come organizzazioni sindacali e adesso finalmente il governo si è deciso il 23 di ottobre appunto di convocare, però chiaramente mi sembra che hanno già delineato le cifre che sono previste per la sicurezza, che mi sembra che siamo tornati di nuovo indietro, insomma, no? Quindi le previsioni sono a ribasso. Le previsioni sono a ribasso, ecco perché questo anche prima sull'intervento appunto del collega ho detto bisogna anche vedere anche che tipo di sicurezza che hanno in mente, perché se continuiamo di questo passo io credo che sì, che tipo di forze dell'ordine vogliono, ma di seguito va che tipo di sicurezza intendono a raggiungere, perché non andiamo da nessuna parte in questa maniera. La cosa terrificante è che stiamo parlando degli elementi basilari, cioè i guanti, i giubbotti antiproiettile, le scarpe, le divise, quando dovremmo stare a parlare degli investimenti in sicurezza tecnologica, in device, in droni, eccetera, tutte cose che in paesi europei come Olanda, Germania, Francia, Spagna stanno già sortendo effetti straordinari nell'ambito della sorveglianza del territorio, e qui siamo alle scarpe, al vestiario. Cioè, io sto vedendo le immagini della scuola allievi agenti di Trieste, degli allievi. Noi adesso abbiamo un corso di allievi agenti appunto in svolgimento, e oggi credo che il 16 di dicembre dovrebbero uscire da questo corso. A tutt'oggi non hanno ancora proprio le fondine, non hanno le fondine e si stanno esercitando con le fondine in prestito, e probabilmente le fondine le avranno solo a prestito da chi? Questi allievi che stanno facendo il corso adesso, che nel 16 di dicembre usciranno dal corso, e molto probabilmente avranno le fondine appena quando avranno la destinazione, quindi l'ufficio di destinazione dovrà fornirli, dopo vedremo come, perché come vediamo il problema ce l'abbiamo in tutte le città, non è che è un problema di Trieste, certo, o un problema di una provincia del Veneto, no? È un problema di tutte le città, quindi questi nuovi ragazzi che usciranno dal corso molto probabilmente si troveranno ad avere o delle fondine di vecchio tipo, ma oggi si stanno esercitando, quindi quando vanno in poligono, non con le proprie fondine. Cioè io credo che già da questo cominciano già male, no? Cominciano molto male. Poi ci dimentichiamo sempre di un aspetto, no? Noi adesso parliamo da una regione del nord in cui le problematiche di sicurezza sono, come dire, diverse, se non un po' più limitate di quelle che ci sono in altre zone del paese, in cui operatori di polizia forniti in queste maniere si trovano a scontrarsi con organizzazioni criminali che hanno molto probabilmente 3 volte le risorse a disposizione. Oggi, non so se l'avete notato, in Messico c'è stata una sparatoria che non si vedeva da tempo tra narcos e forze di polizia messicane. Ci sono zone d'Italia in cui queste cose avvengono, non sono portate agli onori della cronaca, ma avvengono, e la sproporzione di forze è infinitamente contraria ai nostri ragazzi e ai nostri uomini delle forze di polizia. E purtroppo c'è da dire che queste situazioni si stanno spostando anche al nord, anche in città piccole, province come Trieste, proprio dove appunto io lavoro. Proprio la notizia di questi giorni di un accoltellamento dovuto tra gang di minorenni o comunque appena maggiorenni stranieri che si contendono il territorio, quindi si tratta di un fenomeno che per una città come la nostra è nuovo, e che comunque insomma credo che il livello criminale stia salendo un po' dappertutto, quindi o ci troviamo pronti a fronteggiare queste cose qua, o se no veramente non si rischia. I numeri che davamo all'inizio parlano sicuramente, questi 4.000 casi dall'inizio dell'anno sono un campanello d'allarme, Moraci. Sono un grosso campanello, perché è quello che dice il collega, è giusto.
la delinquenza in generale, ma io dico forse era meglio prima, no? Voglio dire, forse sapevi che combattevi contro Maniero, andava tutto sommato, voglio dire, eravamo ad pari, no? Oggi su Padova, per esempio, mi viene in mente Padova, stiamo parlando che siamo comandati dalla mafia nigeriana. Interi quartieri, l'Arcella, la Guizza, no? Sono comandati dalla mafia nigeriana e noi cosa mandiamo? Una pattuglia con 2 operatori di polizia. Noi combattiamo il terrorismo con il giubbotto di 20 kg addosso come strade sicure e non ci rendiamo conto che è cambiata proprio la delinquenza. Oggi dobbiamo affrontare il terrorismo, la delinquenza organizzata, la delinquenza straniera, ma non per parlare giustamente, come diciamo, degli stranieri, certo, e che hanno un rispetto diverso rispetto al nostro, una cultura diversa. Perciò qua veramente la politica deve dire cosa voglio da sta gente. E per fare quello che voglio io devono essere equipaggiati, pagati e non devono avere questi problemi di mandare in galera, pagare l'avvocato, pagare le vittime di guerra, cioè voglio dire. Basterebbe 1 su 5 intanto. Basterebbe 1 su 5, vero, bravo, basterebbe 1 su 5. Quindi questo diciamo è l'auspicio di Fratelli d'Italia, questo è assolutamente il programma di... Noi adesso non perché sono di Fratelli d'Italia, noi stiamo tentando in tutti i modi di dare supporto alle forze armate o alle forze di polizia. Chiaramente è una partita, no? È una partita delle promesse, però dopo le promesse devono arrivare i fatti, perché poi sia il cittadino che l'operatore non crede più alla politica. Certo. Ballestriero, c'è anche una necessità di una, come dire, rivisitazione, chiamiamola normativa, legislativa, dove non succeda più come succede da tanti anni che l'operatore di polizia, magari ferito ma anche no, resta dentro in questura più tempo a compilare tutti i modi e guardare, magari il malvivente che ha fermato o cose del genere se ne ritorna libero. Questo, no? Allora, la certezza della pena, che qualche magistrato dice c'è perché è inesorabile, è vero. La giustizia è inesorabile, voglio dire, no? Pur lunga ma inesorabile. Il punto della faccenda è che noi assistiamo da un fenomeno, anche questo, di più o meno recente, insomma, risalente all'incirca una decina d'anni fa, che ha probabilmente un'origine legata alla necessità di contenere la popolazione carceraria. E quindi il tentativo, secondo il mio punto di vista maldestro, di considerare taluni reati non meritevoli della carcerazione e di tutte le pene alternative che ne derivano, e quindi di conseguenza arresti domiciliari, eccetera, 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 oppure libertà, oppure eccetera, eccetera. Ora, tutto questo ha generato che cosa? Ha generato un percorso perverso, che è vero, la popolazione carceraria, noi eravamo stati multati più volte dalla nostra comunità europea perché avevamo una popolazione carceraria enorme, e invece di fare, come diceva un mio magistrato conoscente, di costruire, se hai tanti alunni, cioè se hai tanti giovani, tanti figli, cosa fai? Costruisci le scuole, giusto? Chiaro, di solito è così. Allora il magistrato, che era un magistrato di lungo corso, diceva se ho tanta gente che delinque costruisco le carceri, non è che le scarcero, o non è che alzo e quindi tutto quello che è sotto una certa pena edittale li lascio fuori e gli faccio misure alternative. Ora, il tema è un tema sicuramente molto complesso, la necessità di rieducare, la necessità che quindi la pena, l'espiazione della pena abbia questa finalità, l'ho ben presente, ma resta pur tuttavia un fatto. Chi ha commesso qualcosa di illecito e viene con tanta fatica, come abbiamo visto questa sera, individuato, perseguito, eccetera, eccetera, non può, dopo tutto ciò che è a sua garanzia di, come dire, difensiva, eccetera, eccetera, non può essere vanificato con una sorta di porta girevole per la quale io lo presento dopo che ho fatto un pacco di carte così e mi riesce dall'altra porta e chiudo l'argomento. Anche perché purtroppo si è generata una situazione perversa. E qual è questa situazione perversa? Senza anche qui entrare in un tecnicismo giuridico ma particolarmente complesso. Il giudice
che si trova spesso e volentieri a confrontarsi con soggetti che sono abituali, professionisti del crimine, su reati diciamo solitamente predatori, patrimoniali, cose di questo tipo, che avvelenano l'esistenza di tantissime nostre città, cosa fanno? Nel momento stesso in cui hanno un giudizio di primo grado, dopo essere magari aver fatto arresti domiciliari piuttosto che essere stati denunciati a piede libero, ricorrono in appello, ricorrono in Cassazione e fintanto che il procedimento non è passato in giudicato, il magistrato che va a giudicarlo a Vicenza piuttosto che a Trieste successivamente non ce l'ha nel casellario giudiziario e quindi giudica la sua pericolosità sulla base di informazioni che diamo noi certamente, ma che nell'ambito del dibattimento non fanno cumulo, diciamo così. Qui l'avvocato sappiamo di cosa stiamo parlando, giusto? Ecco, con il risultato che il soggetto spesso e volentieri prima di arrivare al carcere e di scontare il carcere ha una carriera, diciamo così, delinquenziale che si aggira tra i 5 e i 10 anni. Ora, il tema è anche questo, cioè i meccanismi giuridici che sono stati nel tempo messi insieme consentono praticamente a chi svolge questo tipo di attività illecita, ripeto, su reati particolarmente fastidiosi, di poterla far franca per un periodo di tempo sufficientemente lungo per comunque delinquere e arrecare i danni che abbiamo e sappiamo, senza contare che chiaramente crea nelle forze dell'ordine, negli operatori delle forze dell'ordine, chiaramente una sensazione di sconfitta che è del tutto evidente, insomma, voglio dire. E genera anche ulteriori spese per i prossimi procedimenti che se fosse invece carcerato non avrebbe... No? Fabio Maggio. Sui reati patrimoniali sono stati scritti fiumi di inchiostro sull'inefficacia del nostro sistema nel punirli e soprattutto nell'arrivare alla definizione stessa della pena. Io credo che però dobbiamo fare una forte opera di prevenzione rispetto a tutti i tipi di reato e su questo principio dobbiamo basare la nuova politica della sicurezza di cui parlavamo prima. Faccio un solo esempio: l'Olanda 30 anni fa era un paese con uno dei più alti tassi di criminalità a livello europeo, aveva le prigioni che esplodevano come qui in Italia. Oggi in Olanda sono state chiuse 8 prigioni negli ultimi 10 anni, vanno ad affittare i posti da carcerati in Belgio perché ne hanno talmente pochi che a quel punto non spendono neanche più i soldi per fare l'infrastruttura, però voi, ve lo suggerisco, andateci ogni tanto, avete la sensazione di perfetta sicurezza, un impianto di forze di polizia assolutamente adeguato e un sistema penale che punta alla prevenzione e alle pene severe per tipi e fattispecie di reato ben definite. Nel nostro ordinamento ci sono fattispecie di reato per ogni singolo evento, ma le pene non sono efficaci, non si riesce a erogarle, spesso e volentieri passano anni prima di arrivare a definire il futuro di un delinquente, in modo particolare per reati che noi chiamiamo di piccolo cabotaggio magari, ma che sono quelli che poi condizionano la vita dei cittadini. Certo. La rapina in casa, il furto con scasso, il furto dell'auto oppure altri tipi di reato che però sono diciamo quelli che poi condizionano veramente la sensazione di sicurezza del cittadino. Oggi forse servirebbe anche uno sforzo della magistratura nel reprimere in maniera più efficace questo tipo di reati. Di reato. Lorenzo Tamaro, a lei il compito di chiudere questa nostra serata. Abbiamo parlato delle problematiche legate appunto all'attrezzatura. Forse servirebbe anche delle strutture diverse, quindi i luoghi dove lavorate, dove svolgete il vostro lavoro. Assolutamente sì, perché è cambiata la criminalità, sono cambiati i tempi. Io vorrei ricordare, forse ce lo siamo anche un po' dimenticati un po' tutti, che forse viviamo anche comunque in un periodo ancora di allarme terrorismo, perché di minaccia terroristica. Voglio ricordare che per esempio Trieste è stata una delle prime 10 province d'Italia in cui è stata istituita la UOPI, che è la unità operativa primo intervento, era una squadra proprio antiterrorismo, diciamo.
E credo non sia a caso che sia stata scelta appunto una città come Trieste, no? 5 anni fa era successo un fatto simile proprio nella questura di Trieste, quando un afghano era entrato nella questura, aveva sottratto l'arma al piantone, aveva sparato in bianco, nel senso che non era armata la pistola, evidentemente non sapeva maneggiarla bene, contro 3 colleghi, quindi quella volta finì bene, dopo uscì dalla questura e si suicidò. 5 anni dopo succede questo fatto, domani potrebbe capitare anche qualcosa di più grave, magari un comando o qualcosa del genere, no? Adesso non per allarmare, però voglio dire, strutture come quelle che abbiamo adesso forse non sono attrezzate per cose di questo genere. A me viene in mente anche le strutture che noi utilizziamo, ad esempio, sulla zona confinaria della polizia di frontiera, perché a Trieste, ne abbiamo parlato, certo, della rotta balcanica, che è sempre più fiorente, perché quotidianamente abbiamo dei rintracci bei corposi. Noi portiamo nei nostri uffici, dove ci sono delle vere normali stanze, con delle normali sedie, con dei normali finestre, portiamo posti che già 10 persone sono strette e noi ospitiamo anche 40-50 persone. 40-50 persone però di cui non conosciamo nulla, non sappiamo né quali siano le loro condizioni igienico-sanitarie, perché hanno intrapreso un viaggio di 30, 40, 50 km nel bosco, sotto la pioggia, sotto il freddo, sotto il caldo, quindi in condizioni, ma come non sappiamo delle loro condizioni igienico-sanitarie, non sappiamo chi sono, e non sapendo chi sono, non sappiamo se sono brave persone disperate, non sappiamo se sono dei criminali, non sappiamo se sono dei terroristi, non sappiamo neanche se sono sani di mente, e che magari potrebbe capitare che una persona alla pari di quella che almeno si ipotizza abbia fatto, che avesse questo problema qua, magari no, e noi continuiamo a operare in questi ambienti, continuiamo magari a trasportarli in dei furgoni dove non c'è nemmeno un vetro separatorio tra l'autista e queste persone, cioè, voglio dire, è stato chiarissimo, abbiamo capito la situazione, che non è solo quella dunque dei guanti, ma anche appunto quelli di mezzi, di strutture e quant'altro che siano idonee a gestire quella che è purtroppo la normalità quotidiana, diciamo così. Ci fermiamo qui perché il tempo è scappato via, però io ringrazio Lorenzo Tamaro, segretario provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia di Trieste, grazie a Fabio Maggio, esponente di Forza Italia, grazie a Fabio Ballestriero, segretario regionale del SAP del Veneto, e grazie a Rossano Moracci, esponente di Fratelli d'Italia, delegato nazionale per la sicurezza. Ermanno, ci troviamo con i telespettatori la settimana prossima. E a me piacerebbe parlare del referendum di Venezia. Vediamo, perché non siamo ancora preparati, quindi c'è un'occasione per il centro storico oppure c'è una... Ma, diciamo che ce ne sono stati altri, vedremo adesso se conviene parlare di questo o di problemi più importanti. Va bene. Ringraziamo i telespettatori di averci seguito fino a tarda ora e riteniamo che questo argomento che abbiamo affrontato oggi con persone che sono competenti sia necessario riprenderlo più avanti, ma magari con altre argomentazioni più importanti, perché non è soltanto il disagio delle forze dell'ordine, è il disagio della società che viene di conseguenza. Cioè, abbiamo parlato delle forze dell'ordine, ma i cittadini conseguentemente subiranno delle situazioni sempre più pesanti se questo governo non si mette nell'ordine, questo o i governi futuri, non faccio questione che uno è più bravo dell'altro. Siamo arrivati a questo punto perché c'è stata una deriva totale, un disinteresse su questa questione che tende a diventare irreversibile. Allora poi per rimediare a queste cose bisogna stare molto attenti. Sull'immigrazione abbiamo parlato, purtroppo abbiamo una situazione che è fuori controllo anche questa e cade sulla schiena delle forze dell'ordine, ma cadrà anche sulla schiena dei cittadini, perché
se c'è la mafia nigeriana a Padova è dovuto anche a un interesse della mafia nigeriana, che è quella che controlla la droga di tutta l'Africa, tanto per capire che non sono 4 gatti. Se è arrivata a Padova vuol dire che c'è un interesse, e Padova purtroppo, come tutte le città universitarie, tiene un sacco di giovani, è un buon deterrente, diciamo che è un buon mercato per la mafia nigeriana. Bisogna che torniamo sull'argomento, perché la sensibilità dei politici deve rivolgersi anche in questa direzione. Ora io faccio un passaggio così molto veloce. Stiamo discutendo se ci servono o non ci servono gli F-35, ma se abbiamo il nemico in casa forse conviene aspettare qualche tempo per gli F-35, che tanto ormai l'Unione Sovietica non ha nessuna intenzione di venire a, come si diceva, a dissetare i cavalli sulle fontane di Roma, e quindi invece pensare a delle cose piccole ma immediatamente necessarie. Allora dirò anche un'altra cosa e discuteremo nelle prossime trasmissioni. L'investimento che fa lo Stato italiano sulla sanità, che è buono, è eccellente, però, lasciatemi dire, è esagerato. Allora, solo che vediamo, se vediamo nel bilancio della Regione Veneto la percentuale che va nella sanità, che è giusto che sia così, però mi sembra che tra causa ed effetto non ci sia una correlazione. Allora vuol dire che lì c'è molto più interesse a spendere. E allora, come si dice normalmente, il politico più spende più guadagna, e questo non va bene. C'è un giro che non funziona. Se questo deve andare a discapito delle forze dell'ordine e della sicurezza, perché la sicurezza è pari alla sanità, allora questo bisogna che torniamo sull'argomento e ne parleremo ancora. Grazie per la serata e ci vediamo il prossimo venerdì. Buona serata a tutti, buonanotte ai telespettatori. Venerdì prossimo TV7 Match. Buonanotte.